siamo costantemente bombardati da opinioni su opinioni, ma si dà poche volte la parola ai diretti interessati. Migrare, però si ne rispetta delle leggi. No, secondo me così sono troppi. Secondo te quant'è la percentuale di immigrati rispetto agli italiani? Non so, sarà il 20%, 30%. Boh, penso neanche il 10% forse. Molta. Sarà più della metà. 70%, 80% secondo me. 70, sì. E secondo te sono un problema per il paese o... No, secondo me no, non tutti, alcuni. Quelli che lavorano no, quelli che non fanno niente sì. Ma penso che quelli, diciamo, regolarizzati, che sono stati certificati e tutto, no. A parte quelli in cui o scappano dai centri o così, che non si sa in pratica dove sono esattamente. Rifugiati sono coloro che sono entrati, non necessariamente sbarcati in Italia, hanno fatto una domanda di asilo, quindi una domanda di protezione. Questa domanda è stata valutata ed è stata considerata fondata, per cui hanno ottenuto una protezione, la protezione più forte, che è quella del rifugio. Mi chiamo Youssef, vengo dall'Africa, preciso del Sudan, e sono dal 2011 che sono in Italia e poi non sono lasciato il mio paese per venire in Europa, però sono lasciato il mio paese per allontanarmi dalla guerra, ma non ho pensato mai di uscire dall'Africa. Sono andato in Libia e poi da Libia è arrivata un'altra guerra e mi ha costretto di andare ancora più avanti, insomma, in un posto qui non ci sono la guerra, non ci sono la paura. Di tornare, il mio sogno grande è tornare a vedere la mia famiglia. Secondo voi sono un problema per il paese? Sì. No. Qualcuno. Perché solo qualcuno? Perché i rifugiati ad esempio sono un po' delle sanguisughe, credo. Sì. Soprattutto i zingari, secondo me. Sì. Cioè, secondo me non dovrebbero neanche farli entrare. Beh, chiaramente penso di sì, perché comunque il lavoro qua manca e lo Stato paga più gli immigrati che noi lavoratori italiani. Ora l'anno scorso ho fatto un corso professionale ed è quello ho scelto di fare, lavorare nel settore del latte, nelle latterie. Sto facendo adesso un Torricino, nelle latterie di Cuderno, quindi faccio, diciamo, aiuto casaro in quelle parti, quindi faccio solo formaggio. A proposito del viaggio e quello che ho fatto da Libia e l'Italia, è un viaggio che io non ho mai dimenticato, diciamo così. Ricordo bene, siamo partiti circa 150, siamo arrivati su 70-80 persone. Sono tante persone che non ce l'ha fatta, quindi io ringrazio solo Dio che mi ha aiutato e anche gli italiani che sono stati intervenuti e ci sono salvati. Chiuderesti la frontiera? Per alcuni. Vedendo di non far entrare gente così in Italia, come in tanti altri paesi che fanno, tipo in Australia, robe così,
che fanno entrare gente, cioè non fanno entrare gente con troppi precedenti e robe così, dovremmo fare lo stesso anche in Italia. Farei come tipo hanno fatto anche in altri paesi, tipo mi pare la Francia, non sono esperta, che chiudono la frontiera, non li fanno più entrare, fine. Ci sono degli obblighi internazionali vincolanti e molto forti. Esiste una convenzione che si chiama Convenzione di Ginevra, che risale al 1951, per cui l'Italia è obbligata nei confronti di tutta la comunità internazionale, quindi sicuramente tutti gli Stati europei che hanno aderito a questa convenzione, a garantire il diritto di asilo. Se non lo fa può incorrere in pesanti sanzioni internazionali. È un diritto inalienabile che non si può decidere se concedere o meno. Friuli mi piace perché mi ha fatto conoscere, mi ha fatto capire tante cose. Ho parlato qualche parola in friuliano come Mandi, Bondi, Plan, Luans, insomma ho parlato un po' di nomi, un po' di cose. Ti chiedo una cosa poi che invece ne avevamo parlato l'altra volta all'inizio.